Dottor Gargiulo, non abbiamo avuto ancora modo di presentarci. Io sono Serena, la caposala. Dottor Gargiulo, io adesso sono in cardiologia, ma dalle 10 alle 11 sono in pediatria, dalle 11 alle 12 in otorinolaringoiatria. Dopo sono tutta per lei. L'aspetto in rianimazione? Sicuramente. Ti aspetto nella stanza del riposo alle 22:30. Tu infermiera sexy, va? Guarda, ci ha visto pure il bacio. Pure il bacio ci ha messo. A me questo ospedale mi pare che sta diventando proprio una casa di appuntamento. Mi piace assai il suo fatto. E chi se ne va più? Quanto mi piace quell'aria da segugio. Mi fa tanto Sherlock Holmes. Ma fosse un poco timido. Ma fosse un po' ricchione. Se il dottor Gargiulo dovesse nutrire degli interessi nei confronti di un'altra donna e dovesse sfuggirmi, questa cosa mi farebbe impazzire. Scopa! Mannaggia, Scopa! che mazzo. Io sono fortunato al gioco. E sfortunato in amore. Ma guarda mai! Io sono l'uomo più desiderato di tutto l'ospedale, tutte le donne mi corteggiano. Tutte? Tutte. Sentite, lo volete dire voi allora alla signora Elvira di cedermi il posto di Dodisco su quella barella? Così lo rivendo a mio cognato. La signora Elvira? Quello se ne accorge, mi stacca tutto lo staccabile. Tutto? Tutto. Tutto, voglio scopa. Ma io non capisco una cosa. Visto che sono il vostro braccio destro, perché non mi volete lasciare in eredità il bancariello quando andate in pensione? Natale tu sta solo bancarielli. Io non me ne vado in pensione, è chiaro? E poi chi ti ha detto che sei il mio braccio destro? Al massimo sei il mignolo del mio piede sinistro. Che schifezza è questa? Prendere o lasciare. Prendo? Brava. Ah sì? Ma che stai facendo? Trattieni il fiato come fanno i bambini. Tanto pure se svieni c'è sempre qualcuno che ti salva. Siamo in ospedale. Ancora devi venire? Non ti preoccupare, ci pensi. Tieni. No, il sangue no! Mosso. E chi l'avrebbe mai detto che il dottor Gargiulo teneva la fidanzata? Mo che scopre la caposala. Avete avuto quel coraggio? Sangue vivo in primo piano. Mo ti mettevo sangue morto al piano rialzato. Il sangue è sangue. Sei tu che come infermiere sei una schifezza. Grazie. Prego. Dottor Micillo, avete notato? Vi ho messo in turno col dottor Marian, che è il principe delle ernie inguinali. Ah, ho molto apprezzato. Personalmente trovo l'ernia inguinale così inguinale. Bravo. Per sabitarmi, le svelerò un piccolo gossip. E credo. Un giuce, è inglese. In qualsiasi lingua, quando è un giuce si precipita. Sì. Dunque, è una cosa che riguarda la fidanzata del dottor Gargiulo. Ma perché il dottor Gargiulo c'ha la fidanzata? Che delusione, io ci avevo fatto il pensierino. Ma state zitta. Ma che devo fare? Io mi sento tanto Alfonso Signorino. Vedete? C'ho anche la casacca rosa. Madonna, che fastidio! Teneva la colpa! Che gli fai senso? Ah! Ancora con queste offese? Oh, sì, ecco. Andiamo avanti. Insomma, vi interessa o no? Sì, ci Sì, interessa. sì. Dunque, pare che la fidanzata del dottor Gargiulo Sì.
lo stia venendo a trovare da Milano per il weekend. È milanese. No, di Casoria. Oh, mannaggia, pure la provincia ci sta tradendo. E chi è sta mezza femmina? Giusto per riconoscerla quando verrà in ospedale. Insomma, io vi ho detto questa cosa, però non vi ho detto niente. No. Sempre uomo d'onore. Al resto pensiamo noi. Andate. Non mi ricordo dove ho messo la siringa con l'antitetanica. Ah già, l'ho persa a calcio con Fefe. Noi puffi siamo così, noi siamo tutti blu, noi puffi siamo così. Che antichità, i noi siamo- puffi, si ricorda mia nonna. Dottoressa! Scusi Geppi, ero intenta ad ascoltare la mia musica. Manco stessi ascoltando Chopin. Chi? Chopin, il musicista! Non lo conosce se non va su MTV o Disney Channel. Chopin su Disney Channel. Però potrebbe essere un'idea. Comunque avete saputo la novità dell'arrivo della nuova fidanzata del dottor Gargiulo? Cosa? Noi puffi siamo così, noi siamo tutti blu. No woman, no cry. Chi sarebbe la nuova fidanzata del dottor Gargiulo? Fidanzata? Chi ha detto fidanzata? Lei? Io quando mai ho detto insalata? Non è vero, ha detto fidanzata. Chi sarebbe? Niente, comunque su voci di corridoi dice che sta arrivando al momento in ospedale. Qui, in ospedale. Ho capito. Vado a preparare l'artiglieria. Tutti pronti? In allerta, perché da stamattina in ospedale pioverà sangue. No! Il sangue no! Signore Elvi, ma secondo voi com'è questa fidanzata di Gargiulo? Come può essere uno che ha preferito Milano a Casoria? Oddio, veramente avrei preferito anche io un appartamento vista Duomo anziché circunvallazione. Come mai? Non lo sai che in Piazza Duomo non si acchiappa come in da circunvallazione? Ma per chi mi avete preso? E poi io frequento solo centro direzionale, Gianturco, la ferrovia. Fermiamoci qua, se no facciamo te fermate la circumvesuviana. Perché no? Comunque come può essere uno che sta con Gargiulo? Stile Gelmini, capì? Che lento, secca secca e cagazzimma. Insomma, morigerata. Ma perché quella è così affascinante? Ma da voto fatta è affascinante. Più ti conosco, più mi rendo conto che... Che? Non mi fa parlare, ma voglio infiorire. Infierire. Mamma mia, quanto sei ignorante. Allora tu adesso vai nei reparti e appena trovi una donna con gli occhiali secca secca e cagazzimma, la blocchi. Che tiene gli occhiali secca secca me ne posso anche andare per un'idea. Ma catena cazzimo come faccio? Inventa. In che senso? Nel senso che sei gaio e i gai sono bravi a inventare. Ma perché si vede Che cosa? che sono gay? Niente di meno. Oh, Renato Zero al tuo confronto è Rocco Siffredi. Ehi! Mi vendo la mia. Ma come faccio? La signora Elvira mi ha dato troppo pochi indizi. Secca, che lenta e cagazzina. È la parola. E come faccio a trovare secca? Sai quando ce ne sta? Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Gettila, ma trova. La prima. Che sta facendo la fine. La prima. Secca e che lenta. Che sta facendo una cazzina. Una coppia 4 occhi. No, non credo. Ah. No, se è materiale, troppa. Signora. Ah. Secca, sì. No. Ah, questa secca non è, però te ne lenta. Ho controllato mezzo ospedale. Non mi è sfuggita una sola donna secca con gli occhiali e la cazzina. Ma della fidanzata del dottor Gargiulo niente, manca l'ombra. E mo come faccio? Mi scusi? Eh. Sa dove è il dottor Gargiulo? Sono la sua fidanzata. Senza occhiali. Prosperosa? Scusate una domanda.
Tenete la cazzimma? Mi scusi? Io lo sapevo, gliel'ho detta alla signora Elvira, che pur essendo gay con l'improvvisazione non sono bravo. Avessi avuto almeno un copione, fosse stati più semplici. Mi scusi, ma continuo a non capire. La signora Elvira cercava la Gelmini, invece si è presentata Pamela Anderson e Ligala. E mo chi la sente a caposalo? Certo, certo. hai capito? La Gelmini che contra la Henderson e prendono caffè insieme, vero? Ma che stai scema? È chiaro, con poco zucchero! Ma dove andate? Venite qua, vi devo spiegare il fatto della Anderson. Mi lasci! Mi tolga le mani di dosso! venite Aiuto! qua. Ma che aiuto di che? Ma che urlate a Mi fare? stanno violentando! Mi scusi? Violentando? Ma chi io? Ma allora che stai scemo vero? E poi viene meglio di me. Signora Elvira, accorrete! Che strillaffa, ma che... Ma questa chi è? La fidanzata del dottor Gargiulo. No, ma non corrisponde alla fotosegnaletica. Io gliel'ho detto, ma quello insisteva. Ah, insistevo pure? Eh. È senza occhiali, secco non è. Ma è una cazzina. Non lo so, stavo indagando. Ma insomma, cos'è tutto questo baccanino? Serena. Chi è costei? La fidanzata del dottor Gargiulo. Una sesta. Ma non avevate detto che somigliava alla Gelmini? Che ne so, era una fotografia vecchia, ma ha avuto sviluppo. È morta? Va bene. Allora ci penso io. Le piume d'oca mi faranno giustizia. Siete degli assassini, dei mentecatti, dei criminali. Meno male che avete detto criminale, mi state preoccupando. Pensavo volevate dire morigerata. E mi meraviglio di lei, signor Geppino. Ceppino, pure il nome è gay. Una persona così mansueta. Come una pecora. Tentare violenza alla signorina D'Ambrosio. Violenza? Ma quale violenza? Quando mai? Io faccio violenza a una donna? Se ero un uomo! Cosa? No, dico se ero neanche. Figuriamoci una donna. E tutto questo perché? Perché la poverina ha detto di essere la mia fidanzata. Ma non finisce qui. Anche perché sono sicuro che lei è stato soltanto il braccio, ma la mente è sempre solo lei, signora Elvira. Guardate, mai come mo io non c'entro proprio niente. Sono arrivata perché ho sentito le urla. Della povera signorina. Ma quale povera signorina? Eghista, l'isterico. Io poi sono arrivata, ho trovato la signorina a terra, ho pensato, vuoi vedere che è la fidanzata del dottor Gargiulo? Salviamola! Allora mi sono messa sopra, volevo fare la respirazione bocca a bocca, però mi sono sporta. Sto buono in italiano, sporta. Sì, Troppo ero peso. Ho finito che si sgonfiavano le canotte e chi sa pigliare questa responsabilità. Canotti o non canotti, la signorina non è la mia fidanzata. Sono stato io a far girare la falsa voce che la signorina era la mia fidanzata. Adesso ho le prove che cospirate alle mie spalle. Ma lo sapete che questo fatto è illegale? Cos'è illegale? La falsa identità. Avete fatto fare a quella poverina lo specchietto per le galline. Allodole, specchiette per le allodole. Che a Napoli si sono mai viste le allodole? E proprio lei mi parla di illegalità. Lei che è stata la mandante dell'attentato alla mia fidanzata. Lei che gestisce questo ospedale come se fosse una bisca clandestina. Ho capito soltanto attentato. Signorina, scusate, avete sentito che ha detto? La persona che stavate facendo finta di sposare vi voleva utilizzare come specchietto per le ciucciuettole. Allodole. Io non sono la ciucciuettola di nessuno. È chiaro? Voi siete pazzi. Io non solo finalmente vi licenzio, ma vi faccio proprio arrestare. Arrestare? Sì, arrestare. Questo cuscino è l'arma del delitto. Ma che fai? Ma chiama la polizia? E io faccio la controchiamata. Se gli si tengono amica. Lo sapevo che non poteva durare con una fidanzata. Ma come quelle cose affascinanti. Ma t'avevo fatto affascinante. Pissella. Com'è possibile? Il 113 è sempre occupato. Quelli c'hanno da fare, sono impegnati. Dottor Gargiulo? Sì, Serena? Dottore, Sì, non si preoccupi perché lo so che lei non c'entra niente e che si trovava qui per caso. Meno male, dottore, io l'avevo capito subito che quella sciacquetta non poteva essere la sua fidanzata. Anche perché, parliamoci chiaramente, lei è un uomo troppo affascinante. Avete visto che è affascinante? Come hanno purpo senza ranfa. Comunque per lei non ci saranno conseguenze. Dottore, guardi che questo è un equivoco. Geppino, da bravo infermiere, ha visto la ragazza svenuta e per rianimarla le ha dato un cuscino da mettere sotto la nuca. Tutto qui. Quindi niente violenza, Niente. niente soffocamento. Niente.
Niente carcere. Niente di niente. E anche questa volta ve la siete cavata. Ma ricordate che... Vi tengo d'occhio, lo sappiamo. Dottore, venga con me a fare una risonanza magnetica. Solo io e lei. Ma facciamo in fretta, perché dalle 20 alle 21 sono in ginecologia, dalle 21 alle 22 sono in Dimmi cardiologia. che per stare insieme si fanno una risonanza magnetica. Sì, la utilizzano come tunnel dell'amore. E poi, dottor Micillo, le notizie vanno prima accertate e poi dilungate. Divulgate. Anche. Signora Elvira, ma io che ne sapevo che quella era una trappola? Manco la signorina lo sapeva che andava a pronto soccorso con una commozione cerebrale. Ma non vi sentite responsabile, no, dottor Micillo? Oltretutto, stavamo per essere scoperti. Signora Elvira, lo giuro, la prossima volta che un mio informatore mi fa una soffiata gli dico dimmi che la verità, nient'altro che la verità è solo la verità. Lo giuro. Intanto Geppi sono 3 giorni che non viene al lavoro. Sta ancora sotto shock. Dice che appena si mette a letto e appoggia la testa sulla federa del cuscino verrà tutto sti piume d'oca che escono e poi si vanno zuccare in due matarazze tipo Nightmare, Kruger, Nightmare, un film d'orrore, Nightmare. Non sa, i film di paura non li guarda, a me mi fanno paura. Certo, su film di paura devono fare paura, se no si chiamavano film di non paura. Vabbè, lasciamo stare. Pronto? Ah, è Geppi. Micillo ti saluta, dimmi. No, Geppi, tu devi tornare perché che fai a tornare? Ma come faccio a togliere tutti i cuscini dalle stanze? Ma non ti preoccupare, non sono di piume d'oca, mica stiamo all'Eccelsior, sono schifezze di tutte le cuscine. Oh, Geppino, se non torni, sappi, non so imparare l'italiano, sappi che, dicevo, se non torni, non ti metto più nel testamento. O bancariello te lo scorda. Che ha detto? 10 minuti sta qua. Signora Elvira? Signora Elvira, dove state? Signora Elvira? Freddy Krueger, risparmiami! Che ti avevo detto, Andò? Le piume funzionano come il sangue, tale e quale, oh? Sì, ma il tocco di classe è stato la voce della papera. Bravo, anni e anni campagne e si furdinando. Ma mo che facciamo? Portiamo all'ospedale? E noi già siamo all'ospedale. Ah, meno male. Allora lasciamola qua. Sì, Andò, andiamoci a fare un bel aperitivo da Micillo, in dall'obito.